Sono più indicatori quelli necessari a stabilire l'andamento del contagio in un territorio. Il Veneto non è a contagio zero, un dato che si riferisce ad un bollettino specifico di una sola frazione di ore di un giorno. Il valore RT, che misura il contagio a virus circolante, in Veneto è dello 0,41. Comunque un dato che colloca la regione in cima alla classifica delle meno contaminate. Una precisazione evidenziata da Francesca Russo, direttore del Servizio di Igiene e Prevenzione del Veneto, che ha ricordato che gli indicatori sono il risultato dei casi positivi registrati negli ultimi 14 giorni, il numero dei focolai settimanali e la capacità sanitaria di spegnerli. In base ai nostri dati, cioè al numero di casi che noi trasmettiamo al Ministero, all'Istituto e alla Protezione Civile, automaticamente il Ministero ci calcola questo R con T, cioè la contagiosità presente nella nostra regione, e ci dice se è superiore a 1, se è pari a 1, se è sotto 1. Per gli ultimi dati noi siamo a 0,41 e questo è uno degli indicatori principali che fa sì che allo stato attuale la nostra regione sia definita con una contagiosità bassa. La gestione di un titolo come quello che avete fatto oggi per noi significa impatto epidemiologico. Giustamente la dottoressa dice c'è bisogno. Il messaggio qual è? Non si abbassa la guardia. Il professor Crisanti ha dato una lettura coerente col bollettino, ma che non è oggi che ci possa permettere di dire contagio zero, tiriamo su le tende e andiamo via. Non funziona così. Il Presidente è anche intervenuto sull'ipotesi ventilata dalla Commissione Affari Costituzionali di indire l'Election Day dal 6 al 13 settembre. Dico che è inspiegabile il motivo per cui il governo possa decidere di non andare a votare a fine luglio, addirittura qualche mio collega dice 2 agosto. Guardate, al di là, risolto il tema di natura sanitaria, ce n'è uno di natura pratica. Votare a fine luglio o il 2 di agosto significherebbe garantire un periodo di preparazione delle liste e di campagna elettorale, un periodo sostanzialmente estivo ma non vacanziero. Votare il 6 o il 13 di settembre significa presentare le liste a Ferragosto e fare la campagna a Ferragosto, cioè se qualcuno riesce a dimostrarmi con le leggi della fisica che sta in piedi sta roba, io dico che non votare a luglio è una sospensione della democrazia, poi la prendano come vogliono, dicono che queste robe non si debbono dire in Italia, ma è la verità.